I brillanti risultati raggiunti in questi giorni da parte della Polizia di Stato, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della città di Agrigento, sono al centro di una nota di plauso del Sindacato di Polizia Movimento Poliziotti. Si tratta, sostiene il segretario generale Alfonso Imbrò, di brillanti risultati operativi che meritano il giusto riconoscimento non solo da parte delle istituzioni ma anche dei cittadini, che trovano nei ragazzi delle volanti 24 ore su 24 un punto di riferimento per qualsiasi tipo di necessità. L'attività posta in essere dal personale delle volanti negli ultimi giorni, scrive ancora Imbrò, ha consentito il sequestro di un'ingente quantità di sostanza stupefacente pronta ad essere smerciata nel weekend tra la movida della città di Agrigento e della provincia, l'arresto di alcuni giovani extracomunitari dediti al traffico e allo spaccio, la denuncia all'autorità giudiziaria di altri soggetti e la segnalazione all'autorità amministrativa di giovani assuntori trovati durante i controlli di polizia. Oggi, prosegue ancora il segretario generale del sindacato di polizia Imbrò, il controllo del territorio è alla base per sconfiggere ogni tipo di criminalità comune ed organizzata e la crescente presenza degli equipaggi delle volanti determina nel cittadino una maggiore percezione di sicurezza, oltre a tradursi in una diminuzione di furti, danneggiamenti, rapine e truffe e al conseguimento di brillanti operazioni di polizia giudiziaria come quella posta in essere dall'ufficio di Agrigento. Da parte del sindacato di polizia, conclude Imbrò, ancora una volta la richiesta agli organi competenti di un incremento della dotazione organica di uomini e mezzi da destinare alla provincia di Agrigento e intanto un servizio coordinato di prevenzione e contrasto alla criminalità con numerosi posti di controllo è stato effettuato nei giorni scorsi nel territorio di Canicattì lungo le principali strade urbane, piazze e luoghi di aggregazione da parte di pattuglie di carabinieri. Rilevante anche in questo caso il risultato dell'operazione che ha portato nel corso di un controllo alla circolazione stradale all'individuazione di un 28enne originario di Favara risultato destinatario nel 2011 di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Agrigento per un episodio di resistenza a pubblico ufficiale e che adesso deve scontare 6 mesi di reclusione in carcere. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno complessivamente identificato 200 persone durante i controlli a 115 veicoli, comminato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un totale di quasi 10.000 euro. Nel bilancio dell'operazione anche 2 persone denunciate per guida sotto l'influenza di alcol, 2 patenti ritirate e alcune segnalazioni alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti.